Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, da Giulio Cainarca, ben trovati finalmente di nuovo in diretta agli Scorretti e finalmente di nuovo con Carlo Cambi che ringrazio per l'ennesima volta perché non finirò mai. Buongiorno! Allora, carissimo Carlo, non finirò mai di ringraziarti perché per me il venerdì è una boccata d'aria straordinaria da qui alle ore 11. Continuo a respirare ossigeno. Come avrebbe detto Pozzetto, respirare ossigeno per un'ora e un quarto non è mica poco, né? No. Comunque, buongiorno Carlo, sei reduce da una fantastica rassegna stampa, quella sul sito della Verità. So che ti sei divertito come non mai, ma approfitterò della tua perizia di rassegnato rassegnato alla stampa, per chiederti di interpretare un titolo che io non sono riuscito a capire, perché come tu sai io sono il principe dei cucù e non riesco a spiegarmi bene le cose che c'ho intorno. Dopo tanti anni non ho capito ancora nulla. Peraltro, l'agenzia ANSA ci fa sapere in questo momento, prima notizia, che il turista inglese a Milano è risultato negativo al nuovo virus, il prossimo virus, l'antavirus. C'è un test su una donna argentina a Messina. Dopodiché abbiamo i pubblici ministeri, presumo quelli di Pavia, che dicono che il signor Sempio non passò per caso davanti alla villetta dopo l'omicidio. E ti devo dire, per la verità, che a me questa storia qui sta cominciando veramente a puzzarmi maledettamente da tutte le parti la si guardi. Poi però ti chiederò cosa ne pensi tu. Ma prima di tutto io voglio capire un titolo, quello del quotidiano La Verità, tuo giornale, per il quale hai fatto la rassegna stamani, che titola stamattina che Marina fa piangere il PD. Me lo spieghi? Allora, sì, te lo spiego nel senso che il mio giornale purtroppo ormai è largamente dipendente dal palinsesto di Rete 4. Come Proprio così, brutale, mi vai giù papale. Sì, perché sto, come peraltro dimostra la posizione che stiamo assumendo sul delitto di Garlasco, con una costata a 90 gradi che francamente mi lascia un po' perplesso. Il punto qual è? È che in effetti Forza Italia sta dialogando con il PD su una serie di materie, penso al fine vita, penso ai rapporti con le comunità LGBTQ, d'altra parte anche. Senti, toglimi una curiosità a questo proposito. E Zaia cosa c'entra, secondo te? Stava arrivando lì. Vedi anche il rapporto con Zaia che Marina Berlusconi ha intessuto nei giorni scorsi, e Zaia è uno strenuo difensore del fine vita. Peraltro sulla Verità c'è, stamattina forse Del Pietro non se ne è accorto, ma c'è una smentita implicita, perché a parte quel titolo, a centropagina poi Martino Cervo spiega come attualmente il buon Bertolaso stia preparando le stanze del fine vita. Come sappiamo Bertolaso è organico a Forza Italia, e se in Lombardia Bertolaso prepara le stanze del fine vita, che è uno dei temi sui quali Forza Italia si differenzia molto dal resto del centrodestra e sui quali dialoga col PD, tu capisci che il dato fattuale di Bertolaso... Senti, questo è interessantissimo, però non per interromperti, perché è interessantissimo, e poi torni al quadro d'insieme e mi spieghi Zaia, Marina e tutto il resto. Però io mi domando proprio da cretino quale sono sempre di più. Ogni giorno che passa io mi sento sempre più cretino, questo lo dico a beneficio di chi poi magari dice interpreto male le sue parole. No, sono proprio un cretino totale e sempre di più. Però voglio dire, abbiamo un bel po' di problemi, mi pare, sul come vivere bene. Perché dovrebbe diventare prioritario il problema di morire? Fammi capire. Te lo spiego subito, perché se tu togli dall'orizzonte della vita
la morte, cosa che era appannaggio di tutta la civiltà rurale del nostro paese, dove la morte è considerato un atto della vita, se tu la fai diventare qualcosa che è aliena dalla vita, puoi controllare molto meglio la vita degli uomini. Ah, ecco, e questo è il fine allora. Beh sì, è evidente, mi pare evidente, no? Anche perché ci sarebbero tante cose interessanti. Lo dico così. Se tu pensi che tutta la filosofia che va in cerca del perché viviamo sostanzialmente, di fronte alla domanda ma perché se viviamo esiste anche la morte, rende indispensabile la fine dell'esistenza terrena come, come motore del pensiero, perché se tu non avessi la fine della vita non avresti bisogno di interrogarti sulla vita. E se non ti interroghi sulla vita non hai un interrogativo etico, non hai un interrogativo ontologico, non hai un'esigenza morale. Ricordatevi che ben prima di Cristo lo stesso Socrate, quando piglia la cicuta, non si lamenta della morte, non si lamenta della fine della vita, perché sa che proprio il passaggio dalla vita terrena alla memoria diventa il suo monumento e l'ammonimento agli altri che non lo volevano seguire. E tu capisci che se tu fai diventare la morte un episodio volontario, normato dalle leggi, sì, tutto ciò che è il travallo di esistenza, il bisogno della fede, la promessa di riscatto, eccetera, eccetera, non hanno più senso. Sì, in qualche modo tu mercatizzi anche questo concetto, no? Anche questo concetto, e fai diventare ciò che sperava che lo diventasse, ciò che voleva che il Grande Fratello diventasse, e non a caso cito il Grande Fratello, in 1984 di Orwell, l'umano, cioè un soggetto destinato ad eseguire degli ordini senza avere la possibilità di interpretarli. Questo è. Ma se mi consenti un ulteriore Calambur, non è un caso che l'editore del Grande Fratello sia la famiglia Berlusconi. Quindi Marina non fa tanto piangere il PD, lo fa ridere. Beh, secondo me Marina sì, ma Marina ha bisogno di una cosa, l'abbiamo detto 1000 volte. Sa perfettamente Mediaset che un broadcast solo nazionale oggi, di fronte all'intelligenza artificiale, alla globalizzazione, alla comunicazione, non resiste. Ha bisogno almeno di una dimensione europea. Ha bisogno, peraltro, che l'Unione Europea alzi delle barriere legislative, doganali, fai come ti pare, allo strapotere dei media americani. Non stiamo parlando di televisioni, stiamo parlando di Meta, tant'è vero che, come vedi, Meta è sotto schiaffo da parte di Ursula von der Leyen. Stiamo parlando di queste potenze di comunicazione, e siccome Mediaset si sta costruendo piano piano il suo imperino, chiamiamolo così, europeo, ha bisogno che il PPE sia fedele alla linea dei Berlusconi, e per essere fedele alla linea dei Berlusconi è necessario che i Berlusconi siano fedeli alla linea del PPE. E qual è la linea del PPE? Del governo del centrodestra, ma manco per niente, di continuare il compromesso storico con i socialisti per narcotizzare con una politica, fra virgolette, finto sociale, tutta la popolazione europea. Non a caso avrai fatto, vedrai anche tu, che ci sono dei paesi, quelli per esempio al margine est del continente, che continuano a dare continui calci a questa nomenclatura europea. Ma l'Italia, che rappresentava un'anomalia col governo Meloni in questo schema europeo, deve essere piano piano normalizzata, e questo è il progetto, secondo me. Quindi in sostanza, Carlo, sì, io ho letto anche tra l'altro che ci sono ottimi rapporti tra la succitata Marina e Giuseppe Conte. L'interlocuzione col PD o magari con Franceschini è già in atto, no? Perché Gianni Letta si è già mosso, 91 anni splendidamente portati, poi per il bene della Repubblica non lo so, però per se stesso sicuramente sì. In ogni caso, in questo quadro rientrano anche Giuseppe Conte, il governo di larghe intese, la scelta del Presidente della Repubblica del 29.
certo. E trova posto perché, anche Zaia in questa galassia, diciamo così. certo, perché allora lo schema, Cioè, poi mi piacerebbe capire chi sono però gli esclusi da questo gioco qua. Gli esclusi? Chi è che resta? I trombati? Quelli che restano fuori? Beh, sono tutto il comparto dei liberali, diciamo così, e tutto il pezzo di Fratelli d'Italia, cioè, e ovviamente chi parla ai ceti produttivi, perché a questo punto l'idea è: costruiamo una nuova democrazia cristiana, fra virgolette, che ha questa capacità di interpretare in termini di compromesso complessivo la società, che viene narcotizzata, per cui chi è ricco rimane ricco, chi è povero rimane povero, chi sta nel mezzo viene ammazzato. Ed ecco che se io fossi un dirigente della Lega mi porrei immediatamente il problema di come interpretare i ceti medi produttivi del paese. E sulla partita del Presidente della Repubblica quanto conta? Tantissimo, tant'è vero che secondo me la loro idea è... Non è che sono partiti un po' in anticipo, però, no? Prima ci vuole qualche altra... No, stai attento. Hanno capito dalla rielezione di Mattarella che devi operare prima. L'idea, secondo me, è questa. Si vota nel 27, tant'è vero che, come vedi, Forza Italia non si scalda molto sulla riforma elettorale che dovrebbe prevedere il premio di maggioranza, no? Che teoricamente, se tu hai l'alleanza di centrodestra, che cosa fai? Ti dici, vabbè, mi blindo, mi va bene la legge elettorale che viene proposta da Fratelli d'Italia, perché col premio di maggioranza sto preciso. Invece Forza Italia non si scalda a questo fuoco. Perché? Perché l'idea è del pareggio. Se noi arriviamo al pareggio nel 27, facciamo un bel governo tecnico, il Presidente del Consiglio, secondo me designato, si chiama il resto Maria Ruffini, e portiamo al Quirinale 4 opzioni: o Mario Draghi, o Casini, ma è già bruciato perché l'hanno fatto il nome, Casini, o Ferdinando Casini, o Pierluigi Bersani, oppure pigliamo Tajani e lo giubiliamo. Questo è lo schema. Vabbè, io chiederò asilo politico al Principato del Catonga, subito. Sì, io so già intenzionato a comprare casa a Londra e vi faccio subito di Sua Maestà Britannica, se mi riesce. Senti, per quello devono limare però la legge elettorale, che non può avere un premio di maggioranza che attribuisca la governabilità. Bisogna fare il pareggione, bisogna fare, no? No, scusami. E in tutto questo la signora Meloni? E in tutto questo la signora Meloni ha finito. Era capolinea. Game over. Game over, anche perché ha fatto degli errori sesquipedali la signora. Tipo, ha sbagliato l'elettorato di riferimento. Guarda, io stamattina facevo caso che il mio direttore esalta tanto il piano casa, è sostanzialmente destinato alle famiglie meno abbienti, e poi leggevo il Sole 24 Ore che mi rendeva conto che i redditi medio-bassi sono stati tutti sterilizzati dal fiscal drag, anzi, fra bonus e tagli di aliquota, i redditi medio-bassi hanno avuto un vantaggio fiscale, e ovviamente se il reddito medio-basso ha un vantaggio fiscale, chi ne tocca è il reddito medio-alto, ma nel reddito medio-alto stanno tutte le partite IVA d'Italia. Quindi per l'ISEE, che in larga misura sono le famiglie degli immigrati, per gli stati poveri della popolazione, questo governo è stato particolarmente prodigo e pensa anche di dargli la casa. Che ne dica il mio direttore, che dice no, ma così si buttano fuori gli abusivi. Sì, si buttano fuori gli abusivi, ma si mettono dentro a condizioni agevolate ancora una volta le famiglie disagiate, e voglio vedere se il parametro non sarà quello dell'ISEE. E quindi primo errore. Secondo errore,
quei soldi sono stati destinati a queste funzioni, ma sono stati evidentemente tolti, pensa a Industria 5.0, ai produttori di valore del paese. Ha sbagliato tutto sulla cultura, la Gazzarra, sì. Giuli Buttafuoco dà la cifra del fatto che la destra non è riuscita a scalfire minimamente l'egemonia culturale della sinistra. Infine ha assunto una postura atlantista per un certo periodo di tempo, poi si è spaventata e probabilmente, secondo me, spinta da Forza Italia, perché fra l'altro ieri c'è stata un'intervista di Tajani che io ho segnalato ma di cui nessuno si è occupato, un'intervista al Messaggero. Tajani a domanda ma lei questa posizione, diciamo così, di contrasto all'America pensa che sia condivisa dal governo? La sua risposta è: questa è la posizione mia da sempre e di Forza Italia, se agli alleati non piace me lo facciano sapere, il che vuol dire che c'è questa postura molto europeista che la Meloni sta assumendo e che secondo me contraddice quello che doveva essere il lavoro fatto dal governo di centrodestra, che avrebbe dovuto pigliare invece la testa dei governi dissidenti dall'eurocrazia e scatenare in Europa un confronto molto serrato sulle regole dell'Europa. Invece mi pare di capire che la questione che sollevava Tajani era quella del veto, no? In Europa. Mi pare di capire che non va così, non è andata così col Mercosur, non è andata così col trattato con l'Australia, non è andata così sul Rearm Europe, non è andata così sul patto di stabilità. Insomma, l'Italia è perfettamente allineata alla posizione della maggioranza Ursula, che ripeto è un accordo fra PPE e PSE, che è esattamente quello a cui tende Forza Italia e credo i Berlusconi in Italia. Ci sentiamo tra pochissimo, pausa delle 10:02 in questo caso. Prego. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, rieccoci. Carlo, mentre tu parlavi, a me veniva in mente una sintesi, te la sottopongo per avere una tua opinione, un tuo giudizio, se è una sintesi sbagliata, farlocca, estrema. Allora, mi viene da dire, Giorgia Meloni non è riuscita a imporre una cultura di destra o centrodestra alternativa alla sinistra. Non è riuscita... Neanche una prassi culturale, al di là, sì. al di là dei contenuti. Sì, esatto, anche un esercizio l'esercizio di come si fa cultura. Benissimo. Diciamo, di come si gestisce missione fallita. Non sei riuscita a rappresentare i ceti produttivi, quelli veri, quelli reali, quelli che tengono sulla baracca Italia. Sì. Ti pieghi alle esigenze dell'abbraccio PPE-PSE, insomma, dell'omaggio al potere europeo meno produttivo e meno utile per noi, perché quello è quello che ci tarpa le ali, stai facendo esattamente il gioco di chi ti farà fuori, no? Sì. Allora, perché comunque quella lì è la direzione nella quale vanno le Marine Berlusconi, il PD e diciamo il sistema. Mi viene da dire Roma ladrona, inteso come coagulo di poteri, non Roma, non è in chiave di centralismo e di autonomismo, ma proprio il coagulo dei poteri intorno a Roma, intesa come chi comanda veramente, il Quirinale. Tesoro mio, se tu resusciti come ambasciatore Gianni Letta, hai già descritto di riferimento. Allora, noi abbiamo fatto tutta una manfrina, dal 92 a oggi, la Prima Repubblica, la Seconda Repubblica, bla bla bla, per essere esattamente nelle stesse condizioni di allora. Peggio, anzi, perché in quel 92 c'era gente che aveva qualche idea politica, come Andreotti e Craxi.
per dirne due casuali, che tocca rivalutarli a sto punto, Carlo. Ma assolutamente sì, ma ti faccio, per finirti lo schemino, se uno è un lettore attento dei quotidiani. No, fammi capire, oggi, però questa qui è una lettura, la mia, disfattista, negativista, da uno che non capisce un cacchio. Come direbbe lo zio, come direbbe il collega dello zio del nostro direttore, è fattuale. Ah, ecco, il Vittorione. Fattuale. Ma se tu fossi tu fossi come sei, un attento lettore dei quotidiani, avreste visto che oggi c'è sul Foglio un pezzettino molto divertente in cui Bettini, che è il grande tattico del PD, l'anima il Richelieu o il Mazzarino, scegliete voi come volete, del PD, che dice: c'è una tentazione di sostituire Conte con Forza Italia nel PD. Allora, se Bettini lo dice per mettere le mani avanti, vuol dire che tutto il milieu Prodiano, Franceschini, Guerini sta lavorando a quell'ipotesi. Sì, è quella che dicevi tu prima, ma la dice lui papale, no? I poteri forti puntano al pareggio, puntano ai tecnici. Sostituire i 5 Stelle con Forza Italia. Che è quello che sta accadendo praticamente, sotto gli occhi ce l'abbiamo questo, no? Sì. Allora, quanto dura sto governo alla luce di questi movimenti qua? Secondo me ci sono queste elezioni di midterm che nessuno si caga. Attenzione, io volevo arrivare, perché tu hai fatto proprio ieri, mi sembra, un pezzo sulle amministrative, no? Del 24-25 maggio. Però a fare per raccontare tutti i 20 capoluoghi che vanno al voto. In questo quadro quanto contano queste amministrative e che partita è? Tantissimo, anche perché il centrodestra è in grande affanno in queste amministrative. E lei ha due sfide, Giorgia Meloni, due sfide importantissime. La prima è quella delle Marche, regione che peraltro dove governa direttamente e dove ha avuto confermato Acquaroli nel settembre scorso. La seconda è la Toscana, dove ha due capoluoghi, Pistoia e Arezzo, erano in mano dei Fratelli d'Italia, finiranno in mano con candidati di Forza Italia che probabilmente perderanno. E tu capisci che perdere in Toscana, che è la terra di Donzelli, l'uomo del rinnovamento di Fratelli d'Italia, per lei è una botta spaventosa. E poi ci sono 3 partite molto importanti. C'è la partita di Mantova e della Lombardia, che in prospettiva delle elezioni di Milano misura la capacità di tenuta del centrodestra ed in particolare della Lega in quella regione, e c'è la partita del Veneto con Venezia, capoluogo di regione, dove se per caso perdi dici addio anche all'egemonia, fra virgolette, politica che sul Veneto hai esercitato fino adesso. E tutto questo non viene considerato, anzi secondo me viene tenuto sotto traccia dai giornali mainstream per un motivo molto semplice, che sanno tutti perfettamente che se alla Meloni questa cosa gli va male dopo la botta del referendum, lei farà una grande fatica a dare di sé l'immagine della donna solo al comando e vincente, e quindi sperano in un logoramento della Meloni, che fra l'altro deve pure approvare a fine ottobre una finanziaria dove non c'è dentro nulla perché non ha un soldo da spendere, e questo la fa secca. In questo momento però lei dove si appoggia? A chi dove può appoggiarsi se il quadro è questo qui? A nessuno. A se stessa, avendo fra l'altro un partito che ha una debolezza strutturale di quadro dirigente. Apro una piccola parentesi perché l'hai sfiorata tu prima. Adesso chiudiamo questo capitolo di scenario domestico perché mi sembra già chiaro, tracciato, evidente. Poi sentiremo magari le opinioni di chi ci ascolta. E la cosa che mi meraviglia è che la Lega non è in grado, o non so se non è in grado, forse per fedeltà all'alleanza, non ho capito, non dà non uno strappo, ma non dà uno scossone a questa alleanza, e questo invece sarebbe il momento. Mi viene da dire che nei famosi vituperati anni 80 no, perché siamo ancora in Prima Repubblica, ma ancora negli anni 90, quando succedevano cose di questo tipo,
qualcuno era in grado di lanciare dei segnali. Adesso neanche, non parlo dei politici, perché c'erano dei politici che lanciavano dei segnali, adesso mi pare di no, perché tutti avanzano come le pecore verso un destino segnato, no? Tu non vedi alternative più di tanto. No. E neanche però sui giornali. Perfino Ma il tuo perché giornale c'è stata oggi racconta una balla, no? Perché Marina che delude il PD tutta una è balla, una si balla allinea. colossale. Non è una balla, formalmente è un allineamento alla realtà apparente. Il problema è che se ti fermi alla realtà apparente o se vuoi capire qualcosa di più. Ecco, beh, fatto questa cosa, tu hai fatto un accenno prima, quindi apro una parentesi totalmente avulsa, fino a un certo punto forse da questa, quando hai citato la posizione appunto del direttore Belpietro sulla questione di Garlasco. Che cosa ti Sì. dice questo? Non voglio parlare della questione di Garlasco perché ci abbiamo fin sopra i capelli dappertutto, no? Ma Lì mi però dice una cosa. lì mi verrebbe da chiederti qual è se c'è un secondo livello secondo te che partita è quella lì, perché a me mi sa tanto di un regolamento di conti tra magistrati come era fin dall'inizio, come avevo intuito fin dall'inizio, non so se sia corretto, no? Qualcuno che viene mandato a far pulizia rispetto a cricche di potere precedenti, non lo so. Ma al di là di questo, cos'è che ti fa dire a te che Garlasco è indice di qualcosa? Il riposizionamento. Mi fa dire che ieri Del Debbio ha fatto una trasmissione su Rete 4 totalmente schierata a vantaggio di Sempio e il giorno dopo io apro il giornale mio e mi trovo il direttore che fa un editoriale, mi dispiace dirlo a Maurizio, ma se l'avessi di fronte glielo direi in faccia, cerchio bottista, perché il suo editoriale dice sostanzialmente: non c'è la pistola fumante contro Sempio, ma forse non c'erano nemmeno prove contro Stasi. E allora? E poi viene ricostruita tutta l'inchiesta con le faide fra magistrati, secondo me perché le reti di Berlusconi hanno interesse a evitare il riesame. C'è anche una paginata, no, che dice con Alessandro Darold la consulenza della Cattaneo non scagiona Stasi, quindi è di nuovo mezzo colpevole pure lui. Sì, e allora perché c'è questo orientamento? Ma è molto semplice, perché se io apro il capitolo corruzione ai vertici della magistratura, scomodo gli istinti belluini dei carabinieri che si devono difendere dall'accusa di aver fatto male le indagini, allora mi trovo nella singolare condizione di avere la magistratura che si arrabbia ancora di più e il deep state che forse si rivolta contro il mio progetto. E allora non devo muovere nulla. Anche perché scusami Carlo, questa strada qui porterebbe al Quirinale, a Mattarella, CSM. Esatto. Quindi non devo dovrei muovere mettere nulla, in discussione pure quell'ambientino lì. perché soltanto nella palude mi è consentito di mimetizzarmi fino al momento in cui devo dare la soluzione finale. Bello, molto interessante. Diciamo che dalla palude e dal marcio qua non ne usciamo proprio. Sì, diciamo che siamo un paese destinati a morire di anossia. E allora usciamo un attimo dai confini del paese, perché sennò mi manca l'aria, Carlo. Beh, no, sarebbe un'altra domanda che io volevo farti, no? Perché Dire, stamattina, scusami, dimmi. Se tu fossi un giornale di centrodestra, ok? Che ha sempre appoggiato Trump e che è stato massacrato Trump, hai la risposta degli iraniani che ti dicono: se ci rompete le scatole tiriamo l'atomica. Stamattina tu avresti dovuto fare un commento che diceva: allora Trump aveva ragione a muovere guerra all'Iran, perché non è vera la balla che ci ha raccontato l'AIE, cioè l'Agenzia Internazionale dell'Atomo, che gli iraniani non erano in grado di confezionare l'atomica. Perché se la risposta di Pasdaran all'incontro Xi Jinping-Trump che ci sarà domani è: se rompete le scatole tiriamo la bomba atomica, vuol dire che la bomba atomica ce l'hanno. Appunto, se e no, allora avere la bomba atomica in mano all'Iran, cioè alla centrale terroristica mondiale, è una follia, non a caso.
i paesi arabi e in particolare gli Emiratini, che sono quelli che per anni hanno consentito all'Iran di fare affari perché gli intermediavano il petrolio sanzionato, sono in prima fila a fare la guerra all'Iran. Però, ma Carlo, ti pare che da centrodestra ci sia qualcuno che ha scritto questa cosa? Quindi, no. Quindi vuol dire che il groviglio armonioso che regge l'Europa, no? Gli inciuci tra diversi interessi di cui ci hai parlato prima e che deve reggere anche l'Italia, funziona che appunto anche da noi. Perché a me piacerebbe oggi andare da Tajani e fare un'intervista ponendogli questa domanda: ma se se i Pasdaran dicono che possono buttare l'atomica, è giusto o sbagliato fare guerra all'Iran? Ecco, però quella posizione lì non puoi averla se il quadro è quello là. Infatti non ti è dato di averla. Però mi chiedo se sarebbe giusto fare questa domanda. Quindi noi dove ci collocheremo? Noi, Italia, Europa, alla fine, sullo scenario geopolitico mondiale? Hai presente il cocker quando il padrone torna a casa? E il padrone chi è? Il padrone chi è? È Merz, che ha tutto l'interesse a avere un buon rapporto con la Cina, tant'è vero che noi continuiamo a parlare malissimo di Trump, ma non diciamo una parola contro i cinesi, che sono quelli che ci hanno invaso con la merce, che sono quelli che ci tengono per le palle sui mercati internazionali, eccetera, eccetera. Ma d'altra parte non comprendere che alla Germania fare secca l'Italia, che è il secondo paese esportatore d'Europa, perché la Germania è il terzo nel mondo e l'Italia è il quarto, fa solo comodo, a me pare follia. Tutto lì. Ma abbiamo un ministro del Made in Italy che si chiama Adolfo Urz, che ragiona esattamente come dovrebbe uno del Politburo dell'epoca stalinista. Abbiamo ieri la Electrolux ha detto licenzio 1700 persone di botta, non c'è un titolo su nessun giornale. No. E beh, questo significa qualcosa, no? Appunto, di che cosa dobbiamo parlare? Ecco, a proposito però di... Ora poi i nostri lettori diranno che io ce l'ho col governo, sono disfattista. No, poi vediamo cosa dicono, perché dopo a leggere Marcello Veneziani stamattina sulla Verità. Allora, poi ti giro i messaggi e ricordo anche il numero per poter mandare i messaggi via WhatsApp, anche audio, 340 6709 659. Poi apriremo le linee dopo le 10:30, 02 92 94 7222. Però, visto che abbiamo toccato il tema internazionale, l'incontro Trump-Xi Jinping a Pechino, che significato ha, Carlo, sullo sfondo appunto della questione iraniana? Intanto pochissimi hanno guardato come è composta la delegazione americana, che è composta per l'80% da gente che ha sul conto corrente dai 10 miliardi di dollari in su. Il che significa che l'incontro Xi Jinping business è basato solo su un accordo. Tu non mi rompi le scatole su alcuni business, io non ti rompo le scatole su altri business, perché c'è un problema che tutti fanno finta di non vedere, e fortunatamente esiste Federico Rampini, che la Cina ha un problema interno enorme. Allora, la Cina ha un debito privato che è pari al 300% del PIL, a cui si somma un debito nascosto delle amministrazioni locali di un altro 150% del PIL. Quindi la Cina ha un debito del 450% del PIL, ok? Ha una di fatto azzeramento della domanda interna e quindi ha un surplus produttivo enorme. Tant'è vero che ha smesso di produrre lei e fa produrre a Cambogia e Vietnam, che sono diventati gli schiavi dei cinesi, i quali, se vai a vedere quanto crescono il PIL della Cambogia e del Vietnam, ti accorgerai che il Vietnam cresce dell'8% e della Cambogia del 7%. Che cosa deve fare la Cina? Deve sfogare il surplus produttivo, ok? E qual è il vantaggio competitivo della Cina? Di essersi assicurata le terre rare. Ma dov'è che invece c'è il tallone d'Achille della Cina? Sul mercato finanziario, perché ha provato la de-dollarizzazione e gli è andata malissimo.
sulla applicazione di alta tecnologia, perché la Cina produce gli strumenti di base per l'alta tecnologia, ma non ha il know-how dell'intelligenza artificiale che hanno per esempio gli americani. La Cina ha sì un forte potenziale militare, ma di classe molto inferiore rispetto a quella dell'America. E per quale motivo la Cina tira a Taiwan? Perché Taiwan è la cassaforte di tecnologia immateriale ad altissimo livello esistente nel mondo, non soltanto per i chips, ma per gli sviluppi che dai chips tu puoi generare. Allora, delle due l'una, o questi due si fanno una guerra mondiale, oppure si spartiscono le zone di influenza economica. E quello che stanno facendo Xi Jinping e Trump è spartirsi le zone di influenza economica, avendo capito che ormai l'idea della globalizzazione è saltata per aria. Bisogna vedere in questo schema i conflitti regionali, cioè Ucraina, Russia e Iran, quale posto assumono. Una cosa è sicura, la Cina non può sopportare troppo a lungo la guerra in Iran, perché altrimenti viene strozzata dal punto di vista energetico, e non può nemmeno avere contro i paesi arabi, perché la cosa che si è raccontata fino ad ora, ed è una balla, è che la Cina pigliava tutta l'energia che gli serve dall'Iran e dalla Russia. Non è vero, la Cina prende circa il 30% dell'energia che gli serve dai paesi arabi, i quali paesi arabi, come abbiamo visto, si sono schierati contro l'Iran. Quindi la Cina ha interesse a pacificare quel conflitto, ma pacificare quel conflitto significa disarmare la Russia, perché la Russia riceve dall'Iran le armi di base. E allora bisogna trovare l'accordo, tant'è vero che avrai visto che Putin ha detto sono disposto a trattare, perché ha capito che se l'accordo Trump passa attraverso l'Iran, lui non ha sufficienti strumenti bellici per attaccare l'Ucraina e quindi vuole chiudere prima che questo avvenga. Questo è lo scacchiere vero. Te lo raccontano così? No. No, però Carlo, allora... Perché te lo raccontano da tifosi. Però Carlo, a questo punto il destino dell'Europa, dicevi, è segnato, no? Ma non esiste, continuiamo a parlare dell'Europa, non c'è, non Appunto. esiste. Allora, vogliamo, Merz in Germania è all'8% dei consensi, AfD se si vota prende il 40% dei voti. Sanchez sta su perché ricatta gli spagnoli, perché altrimenti sarebbe già accaduto. Macron è un morto che cammina. L'Europa che altro è? Tutte le repubbliche baltiche e tutto il confine dell'est è contro Bruxelles. Di che cosa stiamo parlando? Ecco, però se AfD prende il 40% dei voti se si vota, poi che succede? Non lo so. Cioè, la domanda che vi faccio io è non lo so. Noi continuiamo a stare contro la Russia. AfD ha detto noi se andiamo al governo riapriamo i rubinetti con la Russia. Cioè, lo capisci che stiamo dentro una bolla, un Truman Show è questo, rispetto alla quale la stampa italiana, che va dietro agli ordini di regime e che è rimasta ancorata a vecchie parole d'ordine, non è capace di fare un'analisi lucida. E quel vassallaggio che tu dicevi prima rispetto alla Cina è un destino ineluttabile? Beh sì, se tu non metti in atto contromisure, se tu sei vincolato. Allora, noi siamo un pugile che sta sul ring con una mano legata dietro la schiena. Ma cioè, io ogni volta lo ridico, è una cosa vecchia. Allora, quando Joe Biden, non sto parlando di Trump, quando Joe Biden ha fatto l'Inflation Reduction Act, dopo il Covid, ha messo sul piatto delle imprese statunitensi 730 miliardi di dollari. Quel piano lì, sai in quante pagine di regolamento è scritto? Quante? 5 facciate a 4. Come da noi.
L'Europa, come in per Europa. spendere 230 miliardi di euro, ha scritto 35 regolamenti. Vabbè, senti Carlo, comincio a girarti qualche messaggio tra quelli che sono arrivati a partire da quando abbiamo iniziato la nostra conversazione. C'è un signore che scrive, io non ometto le parolacce, ma la sintesi è questa: ma cosa buttate denaro per le case popolari che sono ripiene di gente che vota PD, e quei pochi che votano Lega o altro non avete idea di come li tormentano, scrive questo nostro amico. Mentre subito dopo c'è un altro messaggio: Marina pericolosissima, il contrario del padre. Non so se sia il contrario del padre, perché il papà, insomma, Gianni Letta c'era anche prima, no? Tutto sommato, o sbaglio? Insomma, diciamo gli affarucci suoi Berlusconi se li è fatti, non è che se li è fatti. Altro messaggio: eppure la Meloni è la preferita nei sondaggi come premier. Beh, certo, c'ha un'immagine vincente. Gio di Torino: dopo queste aspettative sul nuovo futuro governo e Presidente della Repubblica, non scelto col voto degli italiani, c'è da chiedersi a che serva votare, se non c'è nulla di nuovo, se non la solita solfa fallimentare, scrive il nostro amico ascoltatore. Io comunque ci proverei, perché i miei destini in mano agli altri senza neanche combattere non sarei disposto a metterceli. E come direbbe mio zio, la vostra è mancanza di ignoranza. Complimenti a voi per la trasmissione, scrive Francesco da Marghera. Mancanza di ignoranza è un bello slogan. C'è un altro messaggio con gli Stati Uniti d'America, 51esimo stato, ci facciamo annettere anche noi? Sarebbe il momento giusto, guarda, secondo te? Se mi dici che bisogna firmare, firmo subito. Come diceva un amico mio, i Brianzoli, se gli proponi di entrare negli Stati Uniti, te firmano subito, al volo. C'è un audiomessaggio, sentiamo un po'. Allora, carissimi Cardinale e Carlo Cambi, in base all'analisi che è stata fatta del comportamento della Meloni e del purtroppo futuro del nostro paese, alla fine l'unica speranza è ancora di andare avanti a votare la Lega, perché fin quando non gli si dà pieni poteri, va bene, proprio nel vero senso della parola, per poter decidere di raddrizzare questo benedetto paese, non c'è speranza. E l'italiano medio è così ignorante, proprio nel vero senso della parola, che non l'ho ancora mai capito. È una cosa pazzesca, perché tutto quello che poi che è stato detto si è verificato tutto. E quindi l'invito è quello di andare avanti a votare Lega e dare fiducia ancora al partito. Ciao. Bene. Potrei essere d'accordo con un emendamento, però. Qual è l'emendamento, Carlo? Che non fosse il partito di un uomo solo al comando. Allora, Dario, nell'analisi della crisi del governo Meloni non meriterebbe un cenno anche la posizione incerta che l'Italia ha in politica estera in un momento storico come questo? Era delle 10:13, credo che abbiamo poi fatto abbiamo affrontato questo capitolo. Alberto dalla Brianza: grazie a Carlo Cambi, ogni mercoledì tappa fissa per schiarirci le idee in questo casino. In parte ne ha già parlato poco fa, ma qual è secondo lei il vero motivo per cui oggi in Italia quasi nessun media giornale parla delle dichiarazioni sull'atomica dell'Iran? Perché se parli dell'atomica sull'Iran, la narrazione antitrampiana bisogna che la metti da una parte. Già, è molto semplice. 35 secondi di audiomessaggio, ascoltiamo anche questo. Buongiorno a tutti e due, Pietro. Allora si continua a dire che la Meloni l'autunno salta o doveva già saltare 2 anni fa, secondo alcuni. Invece è ancora lì, meno male. Ma se dovesse andare l'altro governo, il giallo-rossi, 5 Stelle PD, i soldi li trovano? Cioè sono quelli che è la causa che non ci sono soldi per il 110. Allora, certo, se va Totò e Peppino, quelli ti piantano una bella patrimoniale e i soldi li tirano fuori. Auguri. Ma mi pare di aver capito che lo scenario non è tanto giallo-rosso quanto quell'altro di cui si discuteva prima. Potrebbe essere rosso-azzurro, diciamo, il cotone di Catania. Paolo, il Cambi dovrebbe fare il docente, cosa che ha già fatto e fa nella vita, peraltro, e penso anche con buona soddisfazione, immagino, perché è un bel mestiere, interessante. I miei studenti erano abbastanza contenti.
Gianni da Roma, la possibilità che nel 27 Futuro Nazionale, cioè Vannacci, abbia un exploit già accaduto con altre forze appena nate, tale da avere la capacità di sostituire Forza Italia, continuando a dare maggioranza di centrodestra al paese, è fantapolitica? No, non del tutto. Il problema è che Vannacci, secondo me, all'8% fa fatica ad arrivarci. E poi soprattutto sono convinto che dentro la Lega qualcuno farebbe forti resistenze al recupero di Vannacci, il quale sta portando via più voti a Fratelli d'Italia che non alla Lega. E allora, Mary, prima della pausa delle 10:30, mi sto facendo sempre più l'idea che cane non mangia cane in ogni ambito. Questa è una frase di valenza generale. Altro messaggio: se alle elezioni si prevede pareggio, è naturale che Forza Italia farà la stampella del PD per formare il governo, anche perché il presidente lo imporrà, e allora non sarebbe più opportuno, persa per persa, andare alle elezioni senza Forza Italia? Secondo me bisogna aspettare come vanno queste amministrative e se la Meloni riesce a fare una legge di bilancio che abbia almeno una speranza di rispettare in parte le promesse fatte dal centrodestra. Se questo non avviene, secondo me il campo diventa larghissimo. Allora, pausa e poi c'avevo un po' di domandine un po' più frivole da farti, Carlo, ma giusto per capire il perché di un paio di cosette. Tra poco, pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni, che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema La Bava di Lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema La Bava di Lumaca Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperosi, elasticità della pelle, idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta, siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema alla bava di lumache biologiche o dermica Rimas 35 euro, trasporto gratuito, ma 3 Rimas, 3 non hanno scadenza, siete a posto fino a settembre, 79 euro. Chiamate 030 68 produzione limitata oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Carlo, rieccoci qua con Carlo Cambi. Tra poco, anzi da subito, apriamo anche le linee telefoniche per chi volesse intervenire in diretta, 02 92 94 7222 per parlare con Carlo Cambi. Però io ho 3 cose, forse più frivole, però vorrei capire il punto politico di tutte queste cose qui. L'hai citata prima una cosa: cos'è successo al Ministero della Cultura? Giuli, Buttafuoco, il caso Regeni, i fondi per i Regeni, la Russia alla Biennale, il caso Venezzi. Punto primo. Punto secondo, il senso profondo del motivo per cui c'è tanto ribalta mediatica sul caso di Garlasco. Terzo punto, il caso Minetti. Morale della favola del caso Minetti. Quarto punto, che non c'entra niente, che non è frivolo, conti e utili record per lo IOR. Che aria tira in Vaticano adesso? Allora, in Vaticano ti rispondo dallo IOR, perché in Vaticano tira un'aria completamente nuova. Non so se hai fatto caso che 5 giorni fa
Prevost ha convocato Reinhard Marx, che è il cardinale tedesco, presidente del Consiglio per l'economia vaticana, con un bellissimo cognome, ovviamente. No. Che è quello che ha fatto il sinodo tedesco con i preti sposati, le sacerdotesse, eccetera, 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 e gli ha detto: Topolino, il problema è che tu, quando c'era Bergoglio, tenevi i cordoni della borsa, ora la borsa è piena. Perché è piena? Perché dagli Stati Uniti d'America le organizzazioni caritatevoli cattoliche hanno cacciato 17 milioni di dollari nelle casse vaticane. E lo IOR, che è stato depurato da una serie di zavorre, tipo gli investimenti immobiliari, che sono tutti ormai concentrati nell'APSA, si sta muovendo sui mercati internazionali con tutti i fondi, diciamo, trasparenti, e ha avuto un buon utile finanziario. Quindi il Vaticano oggi, dal punto di vista economico, c'ha sempre un buco per adesso di 75 milioni di euro da sistemare, ma ha respirato un po' di più. E Prevost è uno che di quattrini e di economia se ne intende, al contrario di Bergoglio, che era un tirchio avaro, incapace di leggere un bilancio. Questo però pone il Vaticano in una situazione di maggiore indipendenza da un lato, ma di maggiore necessità di tenersi buona la Chiesa americana dall'altro. Questa prima risposta. Sì. Seconda domanda era su Garlasco. No, ti posso interrompere, Carlo, perché la priorità la diamo a chi è in attesa al telefono, quindi vai. Sentiamo le telefonate. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giovanni da Tivoli. Volevo fare due considerazioni sul caso Garlasco, se poteva darmi qualche spiegazione. Prego. Si sta facendo tanto avanti l'ipotesi di questi discorsi che fa Sempio, queste affermazioni in soliloquio, ma io mi ricordo che quando fu uccisa Chiara, Stasi affermò in diretta, mentre chiamava i carabinieri, che Chiara era sdraiata sul pavimento, cioè non disse era in casa, disse proprio una cosa tecnica, sdraiata sul pavimento, quando invece poi noi sappiamo che Chiara era adagiata diretta sui gradini. Questo mi fa pensare che non credo che Stasi forse sia il colpevole, ma che forse quello che ha detto gli è stato detto di riferire. Non lo so, volevo un po' sto parere. E l'ultima cosa, viene anche detto che Chiara aprì al suo assassino, o meglio, lasciò la porta aperta per far andare i gatti a mangiare, ma il padre aveva installato da poco dei sistemi di sorveglianza, appunto perché avevano subito diversi furti, e quella ragazza aveva lasciato la porta aperta. Secondo me quella ragazza ha aperto la porta, non so se all'assassino, ma sicuramente a qualcuno di cui si fidava, che non potevano essere ovviamente i familiari, ma qualcun altro. Ti ringrazio Giovanni, però io esulerei dalla ricostruzione della scena del crimine dal secondo me, perché la domanda era qual era il senso di questa ribalta mediatica. Poi non so se c'è un'altra telefonata, la passiamo subito. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Buongiorno. Sì, allora questa mattina per caso ho ascoltato un programma su Radio 1, Rai, e parlavano della questione della Whirlpool dei 1700 esuberi, no, della Electrolux, sì, scusate. Electrolux. Allora, hanno praticamente intervistato solo sindacalisti e la premessa era chiara, perché l'amministratore delegato ha detto noi non ce la facciamo più con la concorrenza cinese a lettere maiuscole, no? E praticamente con il loro costo del lavoro non ce la facciamo, l'Italia è troppo cara, ma non solo l'Italia, anche altri paesi in Europa. Tutte le risposte e tutte le spiegazioni dei sindacalisti hanno toccato di tutto, ma non il problema cinese. Allora, se io dico che hai davanti un muro e lì non passi, non mi puoi parlare di tutt'altro e il muro non fare finta di non vederlo. Allora, noi abbiamo tutta questa politica del Green Deal, dell'ecologia, delle produzioni, vogliamo chiudere le acciaierie e poi siamo così deficienti che importiamo prodotti in acciaio, in plastica,
e il rame fatte in paesi dove queste cose non le tengono conto. Allora voglio dire, se tu non cominci a mettere dei dazi anche ecologici, anche ambientali su queste produzioni, tu col cavolo che puoi andare a incolpare il governo e tutto il mondo intero. Noi abbiamo un sindacato ottuso che non riconosce neanche le cause di questi problemi, è una cosa incredibile. Poi velocemente sul fatto di Vannacci, allora andiamoci caudi con Vannacci, perché io da quello che ho capito Vannacci è talmente oscurato ormai per l'opinione pubblica che ha poco spazio per fare propaganda e già lo danno al 4%, una persona che tu in televisione non vedi più. E stiamo attenti che quando ci sarà la campagna elettorale dove saranno costretti a farlo vedere sarà dura, e io lo prenderei in considerazione perché comunque, piaccia o non piaccia, è uno che parla chiaro, le cose le dice e a tanti sta piacendo. Vi saluto. Bene, allora abbiamo altre 3 telefonate, Carlo, non so se vuoi prima rispondere al nostro amico Fabrizio. Comunque Sabbichese c'ha ragione. Bene, in sintesi. E quindi passiamo alle 3 telefonate successive. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, io sono un grande fan della segna stampa di Carlo Cambi, lo seguo come VCMZ, quindi buongiorno Carlo. Allora, buongiorno. Io volevo fare un'osservazione sulla questione marina. La mia opinione è che sul fine vita, io voglio utilizzare la questione fine vita come base ideologica per dare un senso a un partito che un po' ha perso in termini ideologici il filo conduttore. La questione invece Garlasco, allora dal mio punto di vista l'attenzione viene tenuta aperta perché in realtà l'obiettivo sono le vicende giudiziarie Clean 1, Clean 2, Clean 3. Quindi c'è l'intenzione, questo per rispondere a Giulio, la mia ipotesi è che si voglia tenere aperta la vicenda per fare un repulisti laddove ci sono delle problematiche oggettive della magistratura. Adesso vi ringrazio, bentornato Giulio, spero che tu stia bene e buona prosecuzione. Per fortuna sì. Però stavo notando, diceva l'ascoltatore giustamente, Clean, ma all'inizio Fabio Amendolara sulla Verità ce la raccontava la storia di Clean, adesso non ce la racconta più nessuno, no? O me sbaglio? Perché se racconti Clean devi portare via la galera Stasi. Vai nel campo minato di cui sopra, tra l'altro, che arriva fino a piani un po' più alti. Allora c'è un'altra telefonata, 2 forse, una l'ultima per il momento, perché poi ci fermiamo un attimo. Pronto? Domanda, vabbè. No. Vai. Allora, sentiamo la chiamata. Pronto? Buongiorno, chiamo da Monza. Allora, io velocemente, Garlasco si va a scavare, ma la cosa è molto molto più complicata secondo me di quello che è il satanismo, giri strani che ci sono dietro, perché i casi Epstein sembrano fermi ma stanno andando avanti. E questo si collega anche alla Minetti, chissà cosa c'è da nascondere dietro. Piano piano si scaverà e verrà fuori tutto quello che c'è da sapere. Per quanto riguarda invece questi politicanti, io sono straconvinta che l'Eurasia, che è stata decisa già da tempo, del quale farà parte anche questi stati europei, perché l'Unione Europea non esiste più, l'Italia avrà un ruolo importante e questi politici verranno tutti sostituiti perché qualcuno da fuori, da est e da ovest, verrà a governare. Io spero tanto, prima di morire, questo paese, perché in mano a questi cialtroni, di qua, di là, di su, di giù, non ce n'è uno che si salva, non risolveremo mai i problemi di questo paese. Quindi... Grazie anche a lei, Carlo. Allora, Cina, sì, è così, ma purtroppo non puoi parlare male della Cina in Italia, perché parlare male della Cina significa parlare male dell'Europa, e parlare male dell'Europa è impossibile. Ma guarda che è una cosa veramente eclatante. Neanche i giornali della destra, tra virgolette, ma mai, non se ne parla male, mai. Quindi alla fine c'aveva ragione Conte, no? Sì, c'aveva ragione Conte. Vabbè, se la vuoi mettere giù così, sì, c'aveva ragione Conte. Cioè, io voglio dire,
Di cinese non mi piace manco un bottino primavera, un po'. Io sto dalla parte di Borghi e Bagnai, voi fate come volete. Dunque, poi Marina Finevita Garlasco. Io farei un ragionamento molto più semplice, ma avete provato a domandarvi quanti sono ancora i procedimenti pendenti in corte d'appello a Milano che riguardano la galassia Berlusconi da Dell'Utri in avanti? Sì, anche quello incide, no? E parlare di Clean 1, Clean 2, Clean 3 significa rompere le scatole alla Procura Generale della Repubblica di Milano. E non conviene. Uno Stasi conta di meno di Dell'Utri, no? Di gran lunga. E allora Garlasco, Epstein, Eurasia, Questa è un po' ardua, mi sembra un po' ardua. Che ci sia una sorta di Eurasia c'è, ma c'è in economia, perché noi abbiamo scelto, grazie a Romano Prodi e poi anche a quell'imbecille di Bill Clinton, che era rincoglionito evidentemente per i servizi sotterranei della signorina Monica Lewinsky, abbiamo fatto entrare la Cina nel WTO senza alcun dazio. Oggi bisognerebbe mettergli dazi ambientali, dazi etici, dazi politici, ma chiudere le stalle quando vuoi sono scappati sempre. Allora Carlo, torno sulle mie basse curiosità. Caso Minetti, morale della favola, e Ministero della Cultura, Giuli butta fuoco Regeni, la Russia, la Biennale e il caso di Beatrice Venezi. Morale della favola? Allora, caso Minetti secondo me è evidentissimo che è stato orchestrato dal Fatto Quotidiano con questa intenzione. Caro Mattarella, in caso di pareggio non ti provare a non dare l'incarico a Giuseppe Conte, perché facciamo fuori pure anche te. Ce la fanno? La fanno? Mattarella gode di una rete di protezione in questo paese che secondo me quella di Putin al confronto impallidisce. Ma questo è interessante, molto interessante. Ministero della Cultura, Giuli Regeni butta fuoco, bla bla bla. Più interessante. A proposito, c'è un'altra roba de gossip interessante che ha scritto Concita De Gregorio, che sta per arrivare un altro ministro con l'amante. Sì, come no? E chi se ne frega? Cioè, Capito? Vabbè. Comunque, l'ha scritto lei, non è una di primo pelo. Una differenza enorme fra la prima e la seconda Repubblica. C'è qualcuno che sa che Emilio Colombo si faceva dare tamponare dai corazzieri? Qualcuno lo sa. Sì, però questi avevano la buona creanza di fare queste cose, e anche di peggiori, al riparo dal gossip. Come mai non sono più capaci? Non sono più capaci perché se tu pigliassi oggi Emilio Colombo e lo metti a paragone di Adolfo Urso, è come un dialogo fra una soglia allimanda e Einstein. Ma tu mi hai citato Urso per caso? C'ha a che fa con la De Gregorio e le sue anticipazioni o no? No, così, tanto per dire. No, è un nome che mi viene sempre in mente perché ti piace. Secondo me, no, ma secondo me Urso è come dire, è il paradigma del militante di Fratelli d'Italia che all'insaputa di se stesso diventa qualcuno. Allora, una volta c'era il Minkul Pop, adesso togliamo la parola pop. Cosa è successo lì? Allora, fermati, dobbiamo fare un passo André. Il povero Gennaro San Giuliano, che è un bravo guaglione, è stato colpito e affondato dalla boccia. Perché? Ma perché il San Giuliano inavvertitamente ha toccato i fili della corrente, cioè voleva chiudere il fondo per il cinema, invenzione di Franceschini, con il quale ha elargito miliardi del contribuente italiano a gente che nulla fa, e se tu tocchi quei gangli lì, ma sarebbe come toccare i contributi all'editoria, tanto per dirne una, e vieni immediatamente fulminato. Dove è stato l'errore di San Giuliano? Di non far precedere il tentativo di azzerare il fondo per l'editoria da un'indignazione popolare.
perché noi abbiamo lavorato sul fondo del cinema a posteriori rispetto allo scandalo, al presunto scandalo San Giuliano. Invece bisognava lavorarci prima, ma questo dimostra l'inferiorità culturale, o meglio, l'inferiorità della destra nel maneggiare lo strumento culturale, perché loro sono convinti che l'egemonia della sinistra derivi dalla loro posizione di potere. No, l'egemonia della sinistra, e se uno avesse letto Gramsci saprebbe esattamente come è stata costruita, nasce dal basso. Devi permeare la società con le tue parole d'ordine per poi esercitare l'egemonia, non devi fare il contrario. La destra, che è un po' parvenue da questo punto di vista, ha pensato di fare il contrario, cioè esercito l'egemonia perché comando. No, tu comandi in quanto eserciti l'egemonia, non è vero il contrario. Allora, siccome Giuli questa cosa l'ha capita e ci tiene più al suo posticino che a qualsiasi altra cosa, non ti dimenticare che in costanza dell'incarico ministeriale, lui che è sempre passato come un grande intellettuale della destra e che era compagno di banco al Foglio di Pietrangelo Buttafuoco, ma la differenza fra i due è abissale. Pietrangelo Buttafuoco è un vero intellettuale, Giuli è un giornalistino che siccome veste bene e poggia ancora meglio ed ha un passato nel fronte della gioventù, è stato considerato, peraltro in carenza di organico, come una riserva della scuderia Meloni. Però ha capito, arrivando al Ministero della Cultura, che se si metteva contro il sistema sarebbe stato fatto secco. E allora lui che cosa ha fatto? Con le sue prerogative ministeriali ha agevolato il sistema, e cioè ha continuato a far esercitare alla sinistra l'egemonia culturale sotto il cappello della destra. Siccome Pietrangelo Buttafuoco, tutto fuori che cretino, se n'è accorto e ha utilizzato la Biennale di Venezia come grimaldello per smascherare questa cosa, che è finita come? In nulla. Sì. Perché la lezione non è stata imparata. E chi è che mi ha illuminato non su questa vicenda, ma sull'inesistenza dell'egemonia culturale della destra? Un grande intellettuale, Giordano Bruno Guerri, che sarebbe stato il vero e unico ministro della cultura che la destra poteva esprimere. Perché? Perché Giordano Bruno Guerri è colui il quale tiene insieme la cultura popolare, e perché a quella si rivolgeva D'Annunzio, con la capacità di strutturarsi come elite e quindi di guidare la massa. Ma proprio per questo motivo, siccome, e questo è uno dei limiti di Giorgia Meloni non vuole competitori nella guida delle masse, non hanno scelto Giordano Bruno Guerri e noi abbiamo al governo tutte seconde file. Se Matteo Salvini avesse capito questo, invece di contornarsi di yes man, avrebbe dovuto fare emergere 2 o 3 figure della Lega capaci di contrastare questa deriva di appiattimento del governo. Punto. Sei stato super cristallino come al solito. Peraltro ti volevo però chiedere, visto che sono le 10:53, un altro paio di cose a volo molto rapido. Altra storia, famiglia nel bosco, gli avvocati della coppia hanno rinunciato, il nuovo legale è Simone Pillon. Significa che questi qui hanno perso ogni speranza o che riusciranno a combinare qualcosa? Sono stati abbandonati dal governo. E quindi finiranno male. Sì. Altra notizia che mi ha incuriosito in questi... Tu hai saputo nulla delle risultanze degli ispettori ministeriali mandati al Tribunale per i minori dell'Aquila? No, niente, zero. E allora? Quindi anche Nordio che ha combinato lì? Nordio ormai è un uomo finito. Vabbè, mi spiace perché questa cosa della famiglia nel bosco è una macchia orrenda. Pensa che adesso Kate Middleton, lo so perché Petra è quella che ha allestito il ricevimento, sta andando, Petra è mia moglie, sta andando a Reggio Emilia a incontrare la fondazione degli asili di Reggio Emilia perché ha un progetto mondiale di assistenza all'infanzia
e vuole prendere cognizione di questa straordinaria cosa che hanno fatto da 30 anni a Reggio Emilia, l'educazione per i più piccoli. Allora la domanda è: come fa un paese che esprime questa eccellenza e che, se la principessa del Galles, che è donna di rarissimo intelletto e di rara sensibilità, va a pigliare lezione, ad avere Reggio Emilia e la famiglia del Bosco? Appunto. La del Bosco, peraltro, si è rivolta a Kate Middleton con una petizione. Ecco, la domanda che io faccio è: possibile che non ci sia nel governo italiano qualcuno che è all'altezza di fare queste minime connessioni? Possibile? Cioè, non si poteva pigliare qualcuno dei tecnici che assistono i bambini a Reggio Emilia e portarli ad esaminare la situazione della famiglia del Bosco, facendo magari una mediazione tra le idee dei genitori e i bisogni dei bambini e le leggi della Repubblica? Non si poteva fare? Anche perché... Dico, se si spopola la principessa del Galles a venire a domandare agli italiani come si fa ad allevare i bambini, se questo paese ha avuto la Montessori, che è diventata il protocollo didattico per tutto l'Occidente, possibile che possiamo tollerare la famiglia del Bosco? Ma se tu leggi gli articoli di giornale che si occupano della famiglia del Bosco, hai trovato un riferimento, non dico profondo, ma almeno velato alla Montessori? È perché noi abbiamo anche una classe giornalistica che è di un'ignoranza spaventosa ormai. E peraltro, diciamo, questa storia è uno schiaffo alla politica e ai governanti fortissimo, certo, no? Ma c'è. Altra notizia, Carlo, perdonami il saltare di palo in frasca, ma sono tutte notizie che avevo messo in fila perché mi avevano interessato. Io sto diventando un vecchio barbogio trombone, dimmelo. No, però assolutamente no. Questa roba, cioè, perdo il numero della ragione. No, anzi, è proprio ciò che manca, no? Il riferimento che hai fatto tu, per esempio, è eloquente di ciò che manca. Un'altra, appunto, notizia letta l'altro giorno sulla Groenlandia, no? Hanno preso tutti in giro il signor Trump sulla questione della Groenlandia, però ho letto, non so se è vero, che una grande azienda statunitense, la Critical Metal Corp, ha ottenuto l'approvazione del governo groenlandese per salire al 92,5% di Tanbreez, che uno dirà cos'è, è uno dei maggiori giacimenti di terre rare pesanti fuori dal controllo diretto cinese, e la Export-Import Bank americana ha dato disponibilità a sostenere il progetto con finanziamento fino a 120 milioni di dollari. Questione non banale, un atto politico, perché in sostanza, senza averla invasa, qualcuno dice, gli Stati Uniti hanno ottenuto quello che volevano. Ma guarda che Trump non ha mai parlato di invadere. Appunto. Ha sempre detto: me la compro. Non è una notiziola questa, no? Interessante. Ma sì, ma voglio dire, anche lì, quando io ho provato a sollevare un tema, cioè avete detto che Trump è brutale, e io ho tirato fuori lo scandalo della sterilizzazione di massa a cui sono state sottoposte dal governo danese gli Inuit. le donne Inuit, perché gli Inuit sono i proprietari delle terre su cui ci sono i metalli rari, e così sterilizzandoli avrebbero fatto estinguere la razza Inuit e avrebbero usucopito le terre. Quando io ho scritto sta roba, sono stato guardato come un coglione, quando in realtà è l'ennesima dimostrazione che il cinismo è ciò che governa l'Unione Europea. Ultima nota, non so se l'hai vista. No, sì, no, ma perdonami se salto di palo in frasca, ma è solo perché sono le 10:58, no? Abbiamo 2 minuti scarsi, ma mi è capitata sott'occhio l'ultima edizione della regionalizzazione della spesa pubblica italiana fatta dalla Ragioneria Generale dello Stato. Fu l'allora sottosegretario Brambilla a spingere per avere questa regionalizzazione, no? Alberto Brambilla. Allora, intanto ti cito qualche dato velocissimamente. I dati sono del 24. La spesa pubblica complessiva dello Stato italiano è salita a 876 miliardi. Il 40% è stato regionalizzato. Abbiamo la solita fotografia per cui sul PIL la spesa pubblica incide per il 30% in Sardegna, 27% in Sicilia, 24% in Calabria, 9% in Emilia-Romagna, 6% in Lombardia.
Per quanto riguarda la spesa pro capite, la spesa per abitante, anche qui niente di nuovo. Le regioni del nord e le regioni del centro-nord sono ampiamente sotto la soglia di spesa pro capite. E sempre per quanto riguarda la spesa statale pro capite, alcune regioni crescono, tipo la Sicilia, Trento, Bolzano, Sardegna. Altre regioni invece la spesa la vedono diminuire sensibilmente, meno 8% l'Emilia Romagna, meno 6% le tue Marche, meno 5% il Piemonte, eccetera, eccetera. Ho notato che la spesa regionalizzata per la sicurezza è molto bassa nei territori dove c'è più criminalità, vedi la Lombardia, che ha una spesa per la sicurezza bassissima rispetto al Molise. La Lombardia 77 euro, il Molise 170 pro capite. La spesa pro capite per le politiche migratorie è record in Molise e ai minimi termini nelle regioni come la Lombardia, che sono più ricche di immigrati. C'è qualcosa che non va. Continua a esserci qualcosa che non va. Ma guarda, la risposta è molto semplice. Noi abbiamo una spesa pubblica totalmente fuori controllo. Le regioni a statuto speciale sono totalmente fuori controllo. E l'editoriale che stamattina faceva il nostro direttore Giovanni Sallusti è perfettamente centrato, cioè si ritiene che col pubblico danaro si possano equiparare delle situazioni inequiparabili, ma questo andrà avanti fin quando non farai la flat tax per tutti e la riforma fiscale. Insisto nel dire, e lo dico ogni volta che ci vediamo, che ci sono in Italia su 48 milioni di dichiarazioni dei redditi, 14 milioni di dichiarazioni dei redditi a contributo zero e il 22% della popolazione italiana versa il 67% delle entrate fiscali al paese. Andando avanti così, come pensate che si possa stare in piedi? Ma la domanda la faccio al centrodestra. Come pensate che possano continuare a votarvi? A questo punto a me non conviene avere un alto reddito. Mi conviene dismettere tutto, tenere i soldi in banca, non avere nessun asset patrimoniale e vivere di ISEE e di bonus. Molto chiaro, 11.02, noi ci salutiamo. Grazie davvero. Carlo Cambi, come sempre. È stata una meraviglia, cardinale. E un saluto a tutti. Grazie Carlo. Parti in buona salute perché sei uno degli amici più cari che la vita mi ha Ma donato. questo vale anche per me, pubblicamente e privatamente, non c'è nessuna differenza. Grazie Carlo. Ciao. Un saluto a tutti. Frida, ciao. Eccola qui, eccola qui. Ciao Frida. Ciao patata. Ciao a tutti. Un abbraccio a chi ci ha ascoltato. Ciao.